L'università è fulcro di relazioni umane e interpersonali che si sviluppano nelle aule, nelle biblioteche, negli spazi a essa dedicati. È inoltre il centro della vita quotidiana di ogni studente, che realizza appieno ogni sua passione attraverso esperienze ed eventi sempre nuovi. Per questo l'Università di Verona apre la possibilità di vivere qualcosa che va oltre il mero studio, di vivere un vero e proprio campus, di intessere una rete di legami e relazioni e amicizie e di vivere al centro di una comunità studentesca sempre in continuo sviluppo. L'Università di Verona è un ambiente al passo con la modernità dei tempi e col cambiamento delle esigenze della comunità studentesca. Infatti, grazie alla sua offerta formativa, permette di conciliare quelli che sono gli interessi degli studenti rispetto alla modernità che cambia. Questo crea un ambiente dove lo studente può guidare da sé la propria canoa, ovvero può decidere dove andare in piena libertà, seppur sempre accompagnato, per poter valorizzare meglio le proprie peculiarità. Questo ambiente, infatti, permette allo studente di realizzare chi è in base alle proprie aspirazioni, dandogli gli strumenti necessari per realizzare questo progetto. L'università è uno dei luoghi che come studentesse e studenti viviamo di più. Questi ultimi anni di pandemia ci hanno allontanato da questa realtà e posto davanti a numerose difficoltà, ma ci hanno anche fatto scoprire e conoscere nuovi metodi di didattica. Ora che possiamo tornare a vivere appieno questi luoghi, vogliamo trovare un'università che sia aperta e attenta alle esigenze di ciascuno, un'università che si faccia casa. Quello che chiediamo è un'università veramente attenta alle esigenze di ciascuno, dallo studente con disabilità motorie alla studentessa lavoratrice. Vogliamo un'università aperta, in cui ogni soggettività trovi il suo spazio. Un'università in continua mutazione, recettiva delle esigenze delle persone che la frequentano. L'Università di Verona si impegna anche nella cooperazione internazionale, promuovendo una cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e del rispetto dei diritti umani. Il sapere ci consente di svolgere un ruolo attivo nella società e allo stesso momento ci offre una visione critica e solidale del mondo che ci circonda. L'abbiamo dimostrato in diverse occasioni e continueremo a farlo in sinergia tra la componente studentesca, il corpo docenti e la governance d'Ateneo. Il nostro Ateneo conta diversi dipartimenti di eccellenza. I dipartimenti di eccellenza sono dei progetti di ricerca e di sviluppo che sono nati all'interno dei dipartimenti, che il Ministero ha valutato come eccellenti e grazie ai fondi che abbiamo ottenuto vincendo questi progetti possiamo adesso all'interno del nostro Ateneo non solo potenziare le linee di ricerca che sono già presenti, ma anche esplorarne di nuove. Anche per la comunità studentesca i temi della ricerca e l'innovazione sono essenziali e partecipiamo anche noi come studenti e studentesse dell'Ateneo alla terza missione. Fare terza missione vuol dire portare al di fuori delle mura dell'Ateneo quelli che sono i prodotti della ricerca e cerchiamo di farlo proprio per gli studenti e le studentesse del nostro Ateneo, ma anche per tutta la città, proponendo workshop, seminari, cineforum e tutte quelle attività che in un clima amichevole permettono però di parlare dei risultati della ricerca. Il periodo pandemico ci ha dato modo di esplorare nuovi mezzi e modalità di fare didattica, ampliando le tecnologie che sono utilizzate dalle nostre università. L'Università di Verona, infatti, in questi anni ha investito su strumenti che sono ormai diventati dei supporti fondamentali per noi studentesse e studenti, che sono rimasti validi nonostante il ritorno in presenza di quest'anno. Inoltre è stato anche facilitato l'accesso alle informazioni online. Infatti quest'anno sono state totalmente rinnovate le pagine web dei corsi di studio, è stata rilasciata la nuova versione della intranet ed è stato introdotto il chatbot, l'assistente virtuale di UniVR nella cui realizzazione noi rappresentanti abbiamo avuto un ruolo attivo.